È arrivato il 2026, un anno che archiva il superbonus al 110%, ma che mantiene attivi tanti altri incentivi nel settore dell'edilizia per effetto combinato della legge del bilancio dello Stato e della finanziaria regionale. Gli incentivi finalizzati alla ristrutturazione e alla manutenzione delle costruzioni esistenti, afferma il presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento Rino Amendola, sono fondamentali per alimentare proficue politiche di rigenerazione urbana. Ecco perché dopo la chiusura del superbonus al 110% è importante mettere a fuoco i bonus edilizi attivi nel 2026 per effetto delle leggi finanziarie emanate dallo Stato e dalla Regione negli ultimi giorni dello scorso mese di dicembre. In particolare, continua il Presidente dell'Ordine Amendola, la legge di bilancio dello Stato per il 2026 rilancia i seguenti bonus incentivi: quello della ristrutturazione, l'ecobonus, il sisma bonus e i bonus mobili, ai quali si aggiungono gli incentivi del conto termico 3.0, di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente dello scorso 7 agosto. Contestualmente, continua il Presidente Amendola, la Regione Siciliana con la propria legge di bilancio ha finanziato un nuovo bonus per interventi di adeguamento, miglioramento sismico, efficientamento energetico del costruito, a cui possono accedere solo i soggetti che abbiano già fruito del superbonus 110% o del sisma bonus. I contributi del bonus regionale sono riconosciuti nella misura del 50% delle spese sostenute, con massimali pari a 25.000 euro per edifici unifamiliari autonomi e 20.000 euro per unità immobiliari collocate in edifici da 2 a 8 abitazioni. I contributi si riducono a 15.000 euro per ciascuna unità collocata in edifici con più di 8 abitazioni. Con l'obiettivo di approfondire il tema e di descrivere le modalità di accesso ai bonus edilizi attivi nel 2026 nella nostra regione, conclude il Presidente dell'Ordine degli Architetti Amendola, abbiamo programmato un seminario informativo in programma il prossimo 30 gennaio nella sala conferenze della Camera di Commercio di Agrigento, che ha patrocinato l'evento, nel corso del quale relazioneranno esperti del settore come Giuseppe Avanzato e Giuseppe Grimaldi.